In queste puntate, servizi spaivielis, Udin al fa scuole, 20 tirocini sul lavoro dell'Agenzia Giovani, il comune in scolta delle città che lavora, gli appuntamenti delle settimane. Una convegna presentata i dati dal 2008 dai servizi sparstaidogni e vielis dal comune di Udin. Situazioni su lavoro difficili si vengono affrontate di per di in grazia di un progetto, no alla solitudine, che va indenando già ormai di 5 anni e con questi incontri ha voluto fare il ponte sul suo stato di fatto. Il problema più grosso è quello delle relazioni delle società che si vanno disfando plan plan e lasciano da uri più deboli. I vecchi sono ridotti besoi e sono che più di 12 e vanno sostenuti perché rappresentano in complesso un cittadino su 4. In che scantino Udin al fa scuole perché l'insieme dei interventi che si proietta la mettuta in vore è diventato un modello per tante città d'Italia. In Friuli, dove si giunta ad una tradizione di solidarietà che a Udin è portata in avanti di 26 associazioni che ogni dia sburtano iniziative concrete, magari anche piccole, che però sono un lavoro importante per uno che non si può muovere o che non sta bene. Senza il contributo di questi volontari che offriscono anche gli altri il loro tempo, il comune non riesce in nessuna maniera a garantire miliardi di aiutori sadan, ben più dai 556 uomini e femmine che sono seguiti da assistenza domiciliare. Una concreta opportunità di muovere Prince Past al mondo del lavoro. E è questa l'offerta delle agenzie giovani dal comune di Udin in grazia del progetto de Scuole al Lavoro, tirocini di qualità 2009-2010, realizzato in collaborazione con la provincia di Udin e le associazioni di categoria. L'iniziativa è nata su agenda dai plans locali per i giovani, promovuta e inviata con gli autori dal Dipartimento di Gioventù, della Presidenza del Consiglio e dall'ANCI. L'obiettivo è avvicinare i giovani a un'autonomia personale e sociale, aiutando a trovare un buon lavoro per mezzo di stage che fanno provare esperienze in aziende che insegnano atti positivi che converterà poi in denante. Le domande vanno presentate dentro di mercoledì ai 21 di ottobre, quindi i giovani interessati urto muoversi e spessare, perché se no non potranno avere questa interessante opportunità. 20 e sono i paesi che il comune offrisce, ma le domande saranno tante. Per poter partecipare al progetto è necessario essere residenza a Udin, avere una qualifica professionale o un diploma di maturità che ha di non più di un anno e mezzo e bisogna avere manco di 30 anni. I giovani potranno lavorare per 6 mesi in settori anche amministrativo contabile, meccanica e elettrotecnica, di logistica e dai trasporti, dal commercio anche elettronico fino a quello dagli alberghi o a quello artistico. Per i primi 4 mesi il rimborso sarà di 500 euro al mese. I giovani saranno coperti di assicurazione. In modo di fare domande si può chiamare dal sito del comune o dall'Informa Giovani e vanno consegnati a mano all'Informa Giovani con una copia del carta d'identità lunedì des 4 alle 7 del pomeriggio e martedì e mercoledì a buon'ora des 10 a mezzogiorno e mezzo. La Udin che lavora è addita la SO sul plan regolatore che vignerà. A chiamare Donje in un forum tematico di approfondimento all'estate il gruppo di lavoro che al met Donje, l'assessorata e pianificazione e l'ufficio Agenda 21. Simbolico il può che si sondage di ogni partecipanti, che il Salone del Parlamento e Patria del Friuli che era il luogo di ascolto dei cittadini e che è tornato a diventare un uditorio per i bisogni delle categorie. La Udin di economia è affevelata delle sue necessità, orari, mobilità, fits, logistica, ma anche diciamo migliorare la qualità degli edifici e valorizzare il turismo. Ma è anche pandut le preoccupazioni per la crisi che sta attraversando, domandando al sindaco di aiutare imprenditori e artigiani in questo momento difficile. A questi incontri hanno partecipato rappresentanti dell'Università del Friuli, ma anche di AMGA, NET, SAF, SSM e Udine Mercati, gli partecipanti del comune. Gli appuntamenti delle settimane. L'Orchestra Filarmonica de Scala di Milano, diretta di Myung-Whun Chung, e suona la Sinfonia numero 4 di Mendelssohn e la Sinfonia numero 6 di Tchaikovsky. Martedì 20 di ottobre a Snufman con un quarto al Teatro Nuovo.
Poi in quinta di scuola autore della Biblioteca Ioppi, presentazione dal libro Il mio zoo sotto le stelle, scritto di Margherita Hack con Bianca Paoluzzi. Mercoledì 21 di ottobre ai 6 di sera in Sale Aiace. Per stagione dagli amici di musiche, concerto dal trio Xirion, musiche di Mozart, Dvorak e Beethoven. Mercoledì 21 di ottobre ai Svote Miege al Palamostre. Concerto di beneficenza per i dei malati di sclerosi laterali amiotrofiche. Solidali note, per cure di aritmea. Io il 22 di ottobre ai 9:15 al Teatro New.